il virus, la variante Delta in particolare, ma non necessariamente solo quella, comunque continua a bussare alle nostre porte. Tant'è vero che abbiamo avuto la settimana scorsa addirittura un condominio di persone che si sono positivizzate a una variante, la variante brasiliana, ed è notizia di questa mattina che in un centro estivo presso Isola Verde nel Veneziano si sono positivizzati 5 ragazzini residenti a Padova su un totale di 10 in isolamento, lì sia a causa della variante Delta. Fonte ufficiale, notizie che speravamo di non ascoltare così presto. 2 cluster nel territorio dell'ULSS 6 Euganea, uno da variante brasiliana, l'altro da variante Delta. Il primo si è sviluppato in un condominio del quartiere Arcella di Padova, abitato da cittadini del Bangladesh. 3 sono ricoverati in azienda ospedaliera a Padova. Una giovane donna non vaccinata si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva. Il Dipartimento Igiene dell'ULSS 6 ha già effettuato una quarantina di tamponi. I residenti sono in isolamento. In isolamento anche 10 bambini appena tornati da Isola Verde, dove erano in campeggio sul litorale veneziano. 5 sono stati contagiati dalla variante Delta. La notizia è di poche ore fa. Il virus non è vinto. Le vaccinazioni continuano con il ritmo di 9.000 dosi al giorno. 6 padovani su 10 hanno già ricevuto la prima dose. L'ULSS ha aperto in queste ore altri 7.500 posti che vanno ad aggiungersi ai 6.400 ancora liberi in fiera. Questo è per dire quanto importante è continuare appunto con questa campagna di vaccinazione che deve veramente coprire il maggior numero possibile di persone. Questo, credetemi, ci consentirà di avere un autunno più sereno e mi auspico appunto di relazioni.